agosto in Roma. Problema antico, quello della siccità in Italia. Vediamo questo documento di Rai Storia del 74 e poi sentiamo il parere del geologo di Lega Ambiente Giorgio Zampetti. Quest'anno l'impianto ha dovuto fermarsi per 3 settimane, dal 1° di agosto al 20 di agosto, perché il livello del Po era tale che l'impianto non poteva prelevare acqua. Ora, per avere un'idea dei danni e delle difficoltà che questo fatto ha determinato, basta pensare che qui si prelevano per concessione 60 metri cubi di acqua al secondo. In un'annata particolarmente siccitosa, nel momento in cui maggiormente avrebbero avuto bisogno per le culture di effettuare l'irrigazione, non l'hanno potuta effettuare. E forse le foraggere sono quelle che maggiormente hanno risentito delle difficoltà di quest'anno. In effetti l'andamento delle magre stagionali del fiume Po è sempre stato costante e non allarmante sino al 1960. Dopo questa data, in coincidenza con la costruzione della diga idroelettrica di Isola Pescaroli a Monte di Cremona e di tutta una serie di interventi nell'alveo del fiume, il livello di Magra è andato precipitando. Nell'agosto scorso la Magra ha raggiunto il limite di ben 3,20 m sotto il livello medio, mettendo fuori causa le pompe di prelievo dei consorzi di bonifica. Sull'altro fronte bisogna che almeno venga in parte frenato o disciplinato l'abuso di concessioni che tendono ad alterare le condizioni idriche naturali del Po. All'inizio di questo brusco aumento degli abbassamenti dell'alveo ci fu proprio una scelta politica. La rete autostradale nazionale, che oggi tutti ci invidiano, è vero, è stato possibile realizzarla prelevando il materiale necessario per i rilevati stradali proprio dai corsi d'acqua. Il magistrato del Po può anche dire non sono io solo, ci può essere anche il genio civile. E allora in Italia cominciamo a coordinare un po' le cose, che per rimbalzare le colpe tra uno e l'altro, chi ci va di mezzo e chi ci rimette è sempre l'agricoltura, perché deve aspettare di chi sono le competenze.